eccoci qua, Tacchi Pirina, c'è succede, carissimo, bentornati, ecco qua, carissimo zio Ginè. No, io il mio va di via. No, nel raffreddamento. No, vedo qua Tacchi Pirina, dite che sì, Gaetano lì che... No, Tobia, sì, Tobia sta bene, sì, Gaetano... No, abbiamo un po' di raffreddamento basta che non sia, no, la famosa... Che dove là? Sì, ma io so i culì, non vuoi culà. Cinese, quindi non abbiamo... Ho tutta roba italiana. Sì, sicuro, quindi, sì, vedo qua, Tacchi Pirina. Non so se si chiama epidemie, pandemie. Farmacie, comunque, pandemie. Farmacia e avanti, dai. Che dire? No, che è la sua con la Juventus. Che dire, sì. Che dire. Non sai se con la Juve, sì. Che dire? Ma io continui qua, avevo una speranza, ma... Ma vindi giù a? Ho vinto giù a domenica. Tu là, lì? Al Dacia alle ore 12:30 allora finitela di chiamare Dacia per la pubblicità, lo Stadio Friuli. Dacia è lo sport. Domenica arriva all'Hellas. Hellas lui là Hellas Verona. Allora diciamo Verona in piena forma. Derby, piena forma. Allora guarda, io adesso a proposito di Tacchi Pirina. Sì, vedo qua mi si seduto nelle robe io alle farmacie. No, la di Tacchi Pirina, ci punta l'era un vecchio di me. Cominciato a alzare la mano e fare così, no? Sì, salutava, no, pensavo anch'io, ieri gli ha detto vuole crema per le mani, e lui ha detto no, vorrei 5 Viagra, tu ti sciatto un po' lì, insomma, però, prospettive. Io Heinz e lui verrà di poi. E lui ha detto no, mi serve 5 Viagra perché mi arrivano 5 fanciulle a casa. Che puttana, tutti sbigottiti di questa. Insomma, sì. E l'anno dopo se la da Cioli che aveva dismantellato le cose, la BVC. Sì. Allora sempre è arrivato. Andiamo. E alla faccia ecco, che è spontanea, non c'è via 10 Viagra. Lui ha detto no. Crema per le mani, le ragazze non sono arrivate. Qui. No. Sì, beh, non si sa. Chalet, quindi comunque risolto così. Comunque siamo in casa pomeriggio? Sì, quindi pomeriggio 12:30. Pranzo. Non dobbiamo dire niente. Allora, potresti avvio di quelle passate, cioè domenica niente, no? Possiamo stare 17 occasioni, 0. Allora, se non, l'ho detto l'altra volta. Se non abbiamo perso. Sì, bene. Come si dice? Ecco, vincere male a lei li fa Pons. Sì. Allora, non puoi sbagliarmi 7 gol. Sì, 17 occasioni. Però io vi ho detto che all'Udinese gli andava mai un rigore. Prova e pensa, tu che tu hai le statistiche. Sì, non sarà. Dalle poche, non sai se ha. Ne ha presi tanti. Sì. Comunque Dacia Arena, Stadio Friuli, 12:30, pranzo, Verona, potrà esserci io presente. Sì, Udinese Verona. Sì. Allora io adesso voglio essere cattivo. No. Nel senso buono della parola. Cattivo nel senso buono. 3-1 per l'Udinese. Segnando domenica. Dolce che non vi insegnate. Perché il Verona arriva qua, Spavallo, rilassato, le Juventus, Inter, squadra, rivelazione. Però attenzione. Però ma io vi brucio le mani. Sì, ecco, campanella che e allora arriva va bene. E lì 3-1. Allora domenica 3-1 Udinese Verona. Per i marcatori ora di pranzo capite da pensi in becca della lasagna. Vedete lasagna, positività. Ecco, però positività. Diamo una svolta a questo campionato. Esattamente. 3-1 per l'Udinese contro il Verona. Ecco, ed è tutto. Che con questa immagine e anche questa che non ciao.